Euroregione News. Udine, capitale del Friuli o colonia del Burundi? Pietro Fontanini, presidente della provincia di Udine, qual è la ricetta per restituire Udine ai friulani? È diventato un comune di extracomunitari, ma veramente sotto l'aspetto dei numeri. C'è un numero incredibile di giovani, in particolare che arrivano dal Pakistan, che girano nella città di Udine tutto il giorno bigolenando e poi la sera vanno a dormire, poi passano la mattina e a mezzogiorno si presentano davanti alla mensa, cioè persone che noi manteniamo e che non si capisce il perché. Il Pakistan è una potenza nucleare e noi l'Italia, che non abbiamo la bomba atomica, non siamo mai segnati di farla, ma avere la bomba atomica significa avere dietro un'economia e delle competenze che ci permettono di raggiungere questi livelli. Bene, noi dobbiamo mantenere questi signori. È bene che tornino a casa loro e purtroppo Udine, l'amministrazione comunale, il sindaco Onsel non stanno facendo niente per bloccare questa presenza e soprattutto per denunciare una situazione veramente incredibile che sta umiliando chi è in difficoltà, sta umiliando la storia della nostra città, sta umiliando in pratica tutto il Friuli. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.